Siamo in onda? Allora, buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'Avarino di oggi, anche per capire un po' cosa succede sui giornali, ben chiaro come ci sia il caos totale, non emergano questi famosi responsabili che stiamo aspettando. Vediamo come si fa qua a vedere i commenti, eccolo qua. I giornali ovviamente titolano tutti su questo Conte Ter, molto interessante l'apertura di Repubblica, si lavora il Conte Ter tra gli ostacoli, è il titolo del Corriere della Sera di oggi, ma vi faccio vedere quello di Repubblica. Ci sono dichiarazioni di tutti contro di tutti, verso tutti, il contrario di tutto, e ovviamente si capisce molto poco, ma insomma si comincia a definire, a delineare quello che rischia di succedere un po' per il Premier Conte. Quante volte in questi giorni abbiamo detto che rischia di entrare Papa e uscire Cardinale? Bene, ora si sta un po' capendo qualcosa di più. Conte nelle mani di Renzi è il titolo invece di Repubblica, come faccio? Eccolo qua. Conte nelle mani di Renzi, perché insomma sarà lui a determinare l'eventuale nuovo ruolo che può avere il Premier, se sostenuto da Renzi perché non si trovano i responsabili o meno. Insomma, ieri tra l'altro c'è stato un thriller di alcune ore che è stato davvero carino, ma dopo ve lo racconto. Buongiorno Emanuela, cosa scrive Nicola? Siamo in balia di 4 scappati di casa, dice Laura. Ciao, buongiorno, ben trovata. Ornella, ben trovata anche a te. Stalio, se avete piacere, insomma, condividete il video perché così raggiungiamo anche più persone, continuiamo a farci la nostra rassegna stampa alla mattina per capire quello che succede. Paola, grazie di cuore, hai fatto una bellissima intervista a Zaia, bravo lui, io ho pochi meriti, è stato molto abile a sopportare un'ora e mezza di domande un po' su tutto, molte ce le saremo dimenticate, ma in effetti volevo proprio partire da quello che ha detto Zaia ieri sera, con alcuni dati in particolar modo che sono curiosi. Oggi lo riprenderemo, c'è la sua conferenza stampa alle 12:30 in diretta come sempre. Che cosa ci ha detto? Tra le varie, è chiaro, abbiamo scherzato, ieri non era in conferenza stampa alla protezione civile a Marghera e abbiamo detto: senta, ma non è che per caso è andato a Roma, è arrivata qualche telefonata? Insomma, la classica domanda la dovevamo fare, perché si fanno tutti i nomi e di solito quando si fanno questi nomi è un po' per bruciarli. Non si fa quello di Zaia, ma chi è che si mette in questo momento a fare a gestire un governo con questo Parlamento in un momento come questo, dopo i problemi che rischia di ereditare su molti fronti? Di Maio e Gentiloni ora a bordo campo, si scaldano gli altri, e sono alcuni nomi che già avevamo fatto nei giorni scorsi, compreso Patuanelli, compreso Di Maio, Franceschini del PD, Guerini, ministro attualmente alla difesa, Gualtieri, ministro dell'economia, Draghi, ma non credo che Draghi allo stesso tempo si metta in una condizione di questo tipo con questo Parlamento a gestire un governo per altri 2 anni. Visco, il governatore della Banca d'Italia, la Marta Cartabia, che è la presidente della Consulta. Insomma, si fanno molti nomi in queste ore di chi potrebbe essere il nuovo Premier, perché già si fanno altri nomi. Questo è un dato da sottolineare. Cosa dice Romano? Buongiorno, ciao Ferdinando, sì, Stefano, ciao, buongiorno, ben trovato. Oh, presidente della provincia di Padova, ben trovato anche a piacere, che segua Lavarino tutti i giorni. Aldo, ciao, ben trovato. Magari Zaia sarebbe il top, dice Stalio, vedete? Perché l'abbiamo detto più volte, siccome Salvini, c'è un'intervista poi di Salvini ieri sera, chissà che cosa farà in questo momento, e torna a chiedere il voto come Fratelli d'Italia, e allora un profilo come quello di Zaia immaginavamo potrebbe mettere tutti d'accordo. Berlusconi lo lanciò in tempi non sospetti, no? Quindi sappiamo molto bene quale scenario potrebbe essere in questo caso. 2 aspetti molto rapidi. Avete visto il grafico, oggi lo riproporremo, per quanto riguarda il crollo delle terapie intensive in Veneto. C'è un crollo delle terapie intensive ed è notevole, perché dal 1° gennaio di fatto in 26 giorni dal picco di 401 si è scesi a 267, mi pare di andare a memoria. Oggi vedremo i dati. Allora cosa è successo? E allora quella terza ondata l'abbiamo già vissuta, come dice Zai, e allora vuol dire che c'era
una variante diversa e quindi bisogna andare a vedere tutti i tamponi e che cosa conteneva questo virus, che è stato pazzesco perché portava tantissime persone in ospedale in pochissime giornate. E se appunto è lo stesso virus di ottobre, novembre e dicembre, o adesso a gennaio è cambiato. Cosa dice Diego? Fateci votare così la finiamo con questo squallido mercato. Silvana, speriamo no Di Maio, sarebbe una catastrofe. Rosa, come mai cosa Rosa? Ci siamo persi la domanda. Dunque poi un altro aspetto che invece abbiamo sottolineato con Zai, oggi cercheremo di riprenderlo un po' sul sito ferdinandoavarino.it, alcuni passaggi lo riprenderemo nel telegiornale, è quello legato al tema che c'è un governo dimissionario, perché ieri mattina si è dimesso, per fortuna l'abbiamo vissuto in diretta, prima di dimettersi Conte ha votato il testo sul CONI, il CONI non è più blindato, non ha più minacciata la sua libertà, possiamo andare alle Olimpiadi cantando l'inno con la maglia azzurra, con i finanziamenti per Cortina 2026, perché quella follia che andava avanti da anni stava bloccando ovviamente e facendo arrabbiare il Comitato Olimpico, che rischiava di escludere l'Italia. Fatta un po' più semplice è un po' così. Crisanti vuole chiudere tutto, sì, ne abbiamo parlato anche ieri, e ci dà la colpa, hai fatto ancora una volta, dell'estate. Non ce la potremo godere quest'anno l'estate, già ce lo dicono, siamo a gennaio, non vediamo l'ora che arrivi il caldo, e già ci dicono che non potremo goderci l'estate come l'anno scorso, perché l'anno scorso siamo stati ovviamente tutti degli irresponsabili pazzi che andavano addirittura col costume da bagno a fare il bagno. Terapie intensive vuote? No, Rosa, non è che siano proprio vuote, questo purtroppo è così, però comunque sicuramente c'è un consistente calo. Che vi volevo dire? Dunque, ecco, ho detto Zaia, ma siccome c'è questo governo, non è una vacazio perché resta in carica per gli affari diciamo, correnti, no? Il governo, anche se dimissionario. Ma non è che magari lei, visti questi dati, vista la percentuale che addirittura ieri è scesa all'1,8% per quanto riguarda i positivi su tampone in Veneto, 1,8%, ci dicevano il 36%, ricordate, no? A ottobre e novembre in realtà era l'8-9%, aveva ragione Zaia, perché oggi i dati che diceva Zaia sono quelli che il governo diffonde per tutte le regioni, quindi la possiamo pensare in maniera diversa, non mi interessa, non è una questione politica, è una questione tecnica, così come è una questione tecnica che tutte le regioni, lo diciamo da settimane qui, devono fare lo stesso numero in percentuale di tamponi per la propria popolazione, altrimenti è inutile confrontare le regioni, è inutile che l'Europa guardi i dati di chissà quando e ci dia il rosso scuro, perché non potremo mai viaggiare se non con il tampone, tutte le attenzioni, la quarantena, eccetera, e si inventa questa minchiata col botto l'Unione Europea del rosso scuro. Volevo arrivare a questa domanda che ho fatto a Zaia. Bene, in questa sorta di vacazio che non c'è, vi ricordo ancora, del governo, non è che lei può aprire i bar e i ristoranti, le attività che sono chiuse, perché sappiamo che di solito si può fare solo maggiori restrizioni, non maggiori aperture, ma magari in questo momento, e Zaia ci ha detto molto chiaramente che no, purtroppo. Allora, andiamo poi ai temi politici. Edoardo, un governo irresponsabili sarebbero solo responsabili dell'ennesimo fallimento, praticamente si sostituirebbe l'orchestra del Titanic. Nicolò, ciao Nico, puntiamo la vaccino a Reitera, sono d'accordo con te anche per il nostro orgoglio italiano. Qual è il problema? Che ci sono 81 milioni di euro in più di finanziamento per quanto della giornata di ieri, che ieri hanno detto che però prima di giugno purtroppo non ci sono novità, è un vaccino italiano sperimentato a Verona, quindi anche molto veneto. Stefano Busolin, buongiorno Presidente, dice al voto chi c'è qui? Gianna, andremo tutti alla Caritas, poi il Buzzi e il Niguarda sono pieni di persone tutte giovani. Dopo vi dico una cosa su questa cosa dei giovani di cui ho parlato con Zaia. Casalino vado a prenderlo io, Nico, no, per carità. A Varino moriremo di fame, le aziende chiudono, 1 su 4 di quelle familiari è una stima al ribasso, dicono oggi i giornali, sono fallite, stanno fallendo le aziende familiari, l'ossatura di questo paese. Ciao Ferdinando, che mi dici sulla non efficacia del vaccino di AstraZeneca? Non sono un virologo, è meglio che parlino loro, anche se spesso ci siamo spinti oltre anche noi giornalisti, e qua soprattutto perché tutti i giorni non sentiamo altro che loro, perché ci vogliono chiudere in casa, la colpa è di Arcuri che non fa niente per i vaccini, poveri noi. Bisogna vedere quel famoso contratto che è un macello con molti omissis per quanto riguarda
la Pfizer, l'importante è tenere alta la paura, vergognoso. Mi dici qualcosa su Mattarella, su che sta succedendo fuori dal Colle? Allora, vediamo, non è che abbiamo i nostri inviati, però dopo qualcosa diciamo. L'altra cosa che volevo dirvi appunto di Zaia, leggendo dei giovani, è che ha fatto quella famosa ispezione, non solo per quanto riguarda Montebelluna e le bare fuori, ma avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma anche gli abbiamo chiesto del medico di Campo San Piero, il famoso medico eroe che salvò sul treno una persona che era colpita da un malore che gli sarebbe costato la vita, assunto alla Regione Veneto. Cosa fa? Dopo mesi questo inizia a contestare e dice: dobbiamo avere la zona rossa, qui muoiono i giovani, è un problema enorme, Zai non capisce, la Lanzarin è laureata in lingue, cosa ci fa l'assessorato alla sanità, insomma tutte quelle accuse sulla sua pagina Facebook mandati gli ispettori. Dice Zaia, lo ha detto ieri sera a Ring, che non si trova riscontro di queste dichiarazioni del giovane medico eroe, non sono morti giovani lì a Campo San Piero, quindi che cosa voleva raccontare, insomma, però questo è evidente, l'ho anticipato a Ring, lo scopriremo poi nei prossimi giorni. Bene, allora per quanto riguarda i responsabili non ci sono. Il Domani, il giornale di De Benedetti, dice che Renzi fondamentalmente è un lobbista, cioè cosa dice? Va in Arabia Saudita, è stata in Arabia Saudita in questi giorni, forse non lo si sapeva, là dove ha un compenso tramite la fondazione, la famiglia dell'Arabia Saudita, un compenso dal governo saudita di 80.000 euro con una dichiarazione oltre il milione. Allora che cosa succede? Come mai? Cioè un parlamentare ancora in carica, non è che è come tutti gli ex presidenti del Consiglio, i capi di governo che poi fanno i conferenzieri nel mondo. Lui è un senatore pagato dalla nostra Repubblica, intanto fa le consulenze per il governo saudita. Crisanti ha paura della variante brasiliana, sì, e Rigoli aveva già detto anche quella sudafricana che è un problema. C'è in procinto un nuovo lockdown, Marica? Io spero davvero di no, anche perché lo chiedono Galli e Ricciardi, ma insomma speriamo che i numeri del Veneto siano questi e Friuli Venezia Giulia siano questi ancora per settimane, che non si rialzino. Non c'è da scherzare con il Covid, dice Gianna, ma moriremo tutti di fame, siamo stanchi, abbiamo tutti paura di affrontare la vita. La Corte Costituzionale si pronuncerà a febbraio sui DPCM incostituzionali, quindi sì, certo, ma cosa volete che ormai cambi, diciamo, l'effetto l'hanno avuto, no? Sono già intervenuti sulla nostra vita. Salvini ieri sera, ospite di martedì da Floris, ha detto una cosa pazzesca che non mi sembra avesse detto fino ad adesso. Intanto rilancia Berlusconi, hanno dimostrato che nonostante il suo curriculum, diciamo, giudiziario, ha scontato la pena, è stato pienamente riabilitato e può fare il Presidente della Repubblica, posto eventuali nuovi guai giudiziari o effetti di questi guai giudiziari, vedi Rubiter, ma comunque rifiuterebbe, dice Salvini, i 2/3 del recovery, quella parte a prestito, quindi prenderebbe i fondi il fondo perduto e lascerebbe i 2/3 che sono la stragrande maggioranza dei 209 miliardi, perché bisogna restituirli, perché insomma è meglio andare a cercarli sul mercato, adesso è conveniente, sono tutti questi ragionamenti che ha fatto Salvini ieri sera. È una cosa forte che ha detto, dopodiché un po' l'ha smussata, ma in realtà l'ha detta. Sul fronte ancora dei responsabili che non ci sono, vi ripeto, guarda, tutti dicono il contrario di tutto. Vi ho detto i nomi che ci sono in ballo: Zingaretti al lavoro per salvare il Premier, l'alleanza col Movimento 5 Stelle, Berlusconi tentato dallo strappo per i suoi, quindi fare il governo di larghe intese, che ieri sembrava un po' più probabile, il Movimento 5 Stelle si ribella un po' con chi ha rappresentato al governo il Movimento 5 Stelle in questi anni, insomma c'è un po' di tutto. Intanto anche una notizia interessante finalmente, come la Corte dei Conti indaghi sulle siringhe di Arcuri, e dopodiché bisogna vedere anche le mascherine, perché abbiamo costretto le nostre aziende a fare, come si chiama, la riconversione e produrre mascherine in Italia, e poi ce le andiamo a comprare in Cina. Oggi di Cina parliamo, ne ho parlato ieri sera con Zaia molto, perché alle 13:30, insomma dopo la conferenza stampa di Zaia, avremo in diretta il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Mainolfi, che è quello che sta indagando a Venezia in particolar modo e nel Veneto, sta cercando di tracciare questo sistema Cina, sta cercando di capire come mai i soldi vanno nel loro paese, chi c'è dietro a gestire tutti questi arrivi, perché viene massacrata la nostra economia. E quindi ieri sera anche Zaia lo ha citato e sarà in onda con noi alle 13:30. Tutti che parlano, nessuno fa nulla, io mi sono
scocciata, immagino. Paola, autonomia, Friuli, Trentino, Veneto, una macro regione. Sai cos'è lo sbaglio? Parlano troppe persone e non si capisce niente. Modello virologi, immagino. Questo, Diego, non so che cos'è. Il collegamento per seguire. Il gruppo per il Conte Ter, Diego, lo so, anche ieri purtroppo, sai, abbiamo preso in diretta anche del CONI, però è vero che quello che volevo raccontare è per l'intera giornata, grazie Diego, il Conte Ter, il famoso gruppo che ha questo nome, che è Europeisti, che è il centro democratico più maglie, per l'intera giornata si aspettava raggiungesse un numero notevole, anche l'ulteriore famosa quarta gamba, perché c'era una scaletta delle consultazioni da fare, quindi doveva essere chiamato anche per quanto riguarda le consultazioni di questi giorni, quindi il calendario delle consultazioni è arrivato tardi ieri proprio perché si attendeva questo ulteriore gruppo. Diversi economisti la pensano come Salvini, vedi Malvezzi. Sì, va bene Silvano, è una cosa però forte. Avarino, hai seguito ieri sera fuori dal coro? No, ero in onda con Zaia, io 2 domande me le farei, non l'ho visto, devo dire onestamente, Rosa. Dunque, che cosa vi volevo dire ancora? Ultime centrodestra, queste consultazioni va unito, c'è il post di Conte, poi è arrivato ieri sera, che è fondamentalmente questa dichiarazione sui social, attorno alle 20, 20 e 30, in cui c'è di nuovo quel suo aiutateci, no, che aveva detto in aula qualche giorno fa. È un appello, è il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Insomma, cerca ancora di salvare le sorti della Repubblica, quando insomma è evidente che sta cercando di salvare le proprie sorti più che altro in questo passaggio. La Boschi sul Gazzettino oggi: non facciamo noi nomi al Colle, nessuna pregiudiziale su Conte, perché Renzi, insomma, che sarà mi pare domani al Colle, il suo gruppo non farà nomi di nessuno. Lasciamo perdere tutti questi aspetti ancora legati al Covid, voglio arrivare al pezzo di Gramellini di oggi, che è fantastico. Voi dovete leggere il taglio basso, come sempre, il Corriere quasi tutte le mattine. Patrizia, sono tutti vergognosi, tutti i giochetti politici, e di mezzo ci andiamo noi cittadini, l'unico paese che è capace di fare una crisi di governo in tempo di pandemia ci ride dietro il mondo. No, guarda Patrizia, no, anche perché altri sono andati al voto, no, vanno al voto in questo periodo. Sicuramente siamo quelli che hanno un governo, un'instabilità come quella di Israele, a dire il vero, però hanno un governo, guardatevi la scala dei governi in tutti questi anni, e questo è il terzo in 3 anni, giusto per essere chiari. Sta cercando soci in affari di famiglia, scrivere. Va bene, tutto questo perché vi volevo dire un'altra cosa ancora sulle trattative, non me la sono dimenticata. Gramellini oggi sul Corriere, perché adesso, dopo Via col Vento, dopo non so quante altre cose, il Omero che abbiamo raccontato in questi mesi, questa inutile censura di buonisti se la prende la Disney, lo fa con se stessa, con Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti. È imperdibile il pezzo oggi in taglio basso, prima pagina di Gramellini sul Corriere della Sera. Romeo è meglio del Colosseo, e quindi allora anche con quello offende l'Italia, no? Dobbiamo dire anche questo, perché quali sono le ragioni? Aspettate, le ragioni per cui gli Aristogatti, secondo la Disney, avrebbero offeso gravemente gli asiatici, offrendo una caricatura sgradevole di Shongun, quello che poi quando suonano in casa lì nel sottotetto alle bacchette suona il pianoforte con le bacchette. Che offesa! Peter Pan avrebbe tradito i nativi americani, perché definendo Giglio Tigrato e la sua tribù pelle rossa, pensate, quindi noi siamo cresciuti con questa infanzia distorta, siamo un gruppo di pazzi con dei pregiudizi mostruosi, e quindi non sappiamo stare al mondo perché siamo cresciuti con questi pregiudizi. Dumbo avrebbe riso degli schiavi americani, e i corvi nel loro cinguettare avrebbero fatto il loro verso. E quando ovviamente tutto questo che si aggiunge alle follie che dicevamo già poco fa, che hanno colpito già la censura di altri film e storie. Censurare la Disney è un po' come censurare la nostra infanzia, questo è verissimo. A 7 anni
non puoi riconoscere le scene, va bene, allora pensiamo a Bambi, quello ha scioccato, che muore la mamma, abbiamo pianto tutti con Bambi da piccoli, il papà se ne va perché lui è il capo della foresta, no? Tra i caprioli, allora resta da solo il piccolo Bambi, quello è pesante, no? Queste minchiate col botto, un momento storico di fumati, scrive Laura. Ora vi lascio che siamo andati lunghissimi, poi parliamo del Festival di Sanremo. Gianna, vabbè, insomma, se lo dobbiamo fare, sta cercando soci in famiglia, bene, se avete piacere di condividere, oggi riprendiamo alcune cose sul sito ferdinandavarino.it anche per quanto riguarda l'intervista a Luca Zaia, e ci vediamo alle 13.30 col comandante Mainolfi, parliamo di Cina, la Cina che si sta comprando Venezia, e ne parliamo in diretta su Antena 3. Andrea Blau cosa dice? Vogliamo parlare di Babbo Natale, lui con la slitta e le renne e la befana sulla scopa, uno scandalo, esatto, che vergogna, questo macismo, diciamo. Bene, ciao a tutti, buona giornata.